Buonasera a tutti. Allora, cominciamo questa seconda serata di appuntamenti dedicati al cibo nel Medioevo, a tavola in Sardegna nel Medioevo. Oggi sono io che apro la serata perché la Presidente Giuseppina è impegnata con la scuola, ha degli scrutini, quindi mi ha chiesto in qualità di Vicepresidente di fare le sue veci. E quindi sono io che ringrazio Silvia, l'amica Silvia, direttrice del museo che ci ospita, come sempre in questo spazio molto bello e molto adatto quindi ai nostri intenti, perché noi appunto siamo un'associazione che è nata proprio per valorizzare la bellezza e l'importanza del romanico in Sardegna. Quindi grazie Silvia. Oggi noi come le altre volte avremo una diretta Facebook per cui, che poi tra l'altro rimane nel web, per cui chi non può venire può sempre guardarla, è comunque un documento importante. Per questo ringrazio Giorgio che si occupa Giorgio Garau, sempre il nostro socio, l'architetto Garau, che si occupa di questo. E che si occupa anche insieme a Daniela, la sua compagna, di fare queste bellissime locandine dove appunto con una grafica eccezionale, no vabbè, sono davvero belle. Quindi naturalmente poi il più grande ringraziamento va alla professoressa Martorelli, Rossana Martorelli, che si occupa già da tempo di curare scientificamente tutte le nostre iniziative. Voglio ricordare che sono 10 anni che noi organizziamo i pomeriggi del romanico, quindi degli incontri dedicati a argomenti specifici. Tutto questo grazie a Rossana ha appunto una precisione scientifica molto importante per noi. Con questo do la parola a Rossana che presenta l'incontro di oggi. Buonasera a tutti, bentornati. Riprendiamo il nostro percorso sull'alimentazione nel Medioevo. Quindi vi presento i relatori, che sono la dottoressa Francesca Carrara, archeologa medievista che per tanti anni ha lavorato sul campo in cantieri di scavo relativi al Medioevo sardo e in modo particolare al Castello di Monreale, che oggi sarà protagonista, penso, quasi indiscusso di tutta la relazione, e al dottor Giovanni Serrelli, storico medievista, che da anni collabora con gli archeologi, dobbiamo dirlo, non so se questo è un complimento o no, però collabora con gli archeologi ed è una cosa strana, noi siamo molto contenti di questo, veramente, che ci sia questo stretto rapporto di collaborazione, perché la lettura dei documenti è fondamentale per una buona interpretazione di quello che si trova sul campo, e in questo argomento che trattiamo quest'anno veramente è molto, molto utile, direi fondamentale. Prima di lasciare la parola ai relatori, l'argomento di oggi è alla mensa dei sovrani di Arborea, quindi rispetto alla volta scorsa in cui abbiamo sentito parlare di quello che si mangiava in Sardegna in senso generale, un po' travalicando i limiti delle varie classi sociali, oggi andiamo in un contesto privilegiato, cioè andiamo a vedere come mangiavano, cosa mangiavano gli aristocratici, i ricchi, cioè coloro che avevano anche delle disponibilità economiche diverse, dei canali anche di approvvigionamento diversi, e vediamo se le loro scelte alimentari erano anche diverse da quello che abbiamo visto la volta scorsa. Non tolgo ulteriore tempo ai relatori e lascio la parola prima a... Grazie Rossana, grazie a nome anche di Francesca agli amici del Romanico per questa nuova occasione di incontro a cui aderiamo sempre volentieri. Grazie a chi ci ospita in questa splendida sede. Entriamo subito in argomento. Io nella diapositiva... No. Riprendendo l'introduzione di Rossana, sì, mi pregio di collaborare con gli archeologi, ma la cosa è reciproca, perché anche le risultanze degli studi sui materiali sono
talvolta molto importanti per leggere meglio i documenti. E quando c'è questo dialogo spesso si riscontrano delle congruenze che fanno andare avanti la conoscenza su questo splendido periodo che è il Medioevo. Nella chiacchierata, nella conferenza di oggi, il mio ruolo sarà soltanto quello di introdurre e contestualizzare un po' quanto poi Francesca vi racconterà sulla mensa dei sovrani d'Arborea, contestualizzarlo nel periodo e nel contesto degli stati giudicali, dei regni giudicali. Forse mi conviene venire da questa parte e chiedere aiuto a Francesca. Io volevo fare a meno dell'aiuto di un'archeologa, però non posso fare a meno, a proposito della collaborazione. Appunto contestualizzare nell'ambito degli stati dei regni giudicali. Andiamo avanti, come sappiamo il periodo di tutta la civiltà giudicale va dal X secolo inoltrato agli inizi del XV con l'Arborea, però nel nostro caso particolare, andiamo avanti, prenderemo in esame, Francesca prenderà in esame soprattutto contesti e documenti del Trecento, che è il periodo d'oro, se vogliamo, del giudicato o regno giudicale di Arborea. Io preferisco chiamarlo regno di Arborea, anche se poi ci sono la cosa è dibattuta storiograficamente, erano regni non riconosciuti dalle autorità superiori, però erano regni di fatto. I sovrani erano sovrani di fatto su questi territori e come sovrani si comportavano e anche allestivano i loro banchetti, come vedremo. Per cui il termine giudicati, che è stato usato anche per la recente pubblicazione, andiamo avanti, scusate questo pistolotto iniziale ma ci tengo molto, poi dà adito a dei misunderstanding, come direbbero in Inghilterra, in traduzioni in italiano di articoli recentissimi, 2023, parlando del giudicato d'Arborea, della magistratura d'Arborea. Un docente di Saragozza, caro collega Mario Lafuente Gomez, che ha tradotto, ci è sfuggito questo in redazione, ha tradotto giudicato d'Arborea in castigliano, l'ha tradotto magistratura d'Arborea. O andiamo avanti, ancora peggio se vogliamo, una collega che insegna ad Harvard, in un recente lavoro su Giovanna I, a parte le incongruenze cronologiche, perché dice che nel XIV secolo la Sardegna era organizzata per 4 giudicati indipendenti, in realtà 3 erano morti, non c'erano più, c'era solo l'Arborea, e alla fine dice che come l'isola di Malta fu governata dai cavalieri, sì, nel XVI secolo però, la Sardegna lo fu per i giudici di pace. Ecco perché dico il termine giudicati crea dei problemi. Potremmo usare anche il termine che usavano loro nei documenti, iuigados, iuige, iuigissa. Non entriamo nella polemica su regni riconosciuti o meno, anche se comunque questi sovrani si comportavano da sovrani che riconoscevano 2 autorità superiori, l'impero e il papato o viceversa, e queste autorità superiori concedevano o meno la possibilità di avere il titolo regale, lo concedevano anche strumentalmente, per cui la Sardegna era importante nei giochi diplomatici del Mediterraneo e allora magari era utile non elevarli a regni. Qui potremo parlare ore, andiamo avanti. Questo genera poi tante
incongruenze nei manuali scolastici, negli atlanti. Qui la Sardegna è divisa in 4 giudicati al tempo della pace di Lodi. Erano finiti tutti e 4, andiamo avanti. In questo caso il regno di Sardegna è un feudo degli aragonesi, insomma, o è regno o è feudo, andiamo avanti. Oppure nel 200, nell'età di Federico II, nel 200 la Sardegna appartiene al Sacro Romano Impero. Se proprio c'era un'autorità superiore che in quel momento provava a guidare i giudicati, questa era il papato o tutt'al più Pisa, il comune di Pisa, andiamo avanti, oppure i traffici nel Mediterraneo in cui la Sardegna è una rotonda. Per cui non ci... voglio dire, uno dei 4 autori è anche un grande divulgatore, Alessandro Barbero, Chiara Frugoni, andiamo avanti. Oppure la Sardegna è bianca nel contesto mediterraneo. I regni europei, anche il re di Francia aveva delle autorità superiori che erano il papato e l'impero. Il papato non si poteva permettere di togliere il titolo regio ai francesi, anche perché sarebbe stato preso a schiaffi, come lo fu in realtà. Andiamo avanti. Ecco perché io li chiamo regni, preferisco chiamarli regni, ma i giudicati crea delle incomprensioni. E questi stati andrebbero visti uno per uno, perché ciascuno ha le sue tradizioni, ha i suoi contatti, ha le sue reti diplomatiche che poi influiscono anche negli scambi commerciali e anche in come allestivano le mense e cosa mangiavano. E vi citerò poi un piccolissimo esempio in cui la collaborazione tra archeologo e storico apre dei campi, delle ipotesi che meritano di essere perseguite. Andiamo avanti. Perciò ciascuno di questi 4 giudicati, ho utilizzato questo termine, ciascuno di questi 4 regni giudicali aveva i suoi contatti, le sue reti diplomatiche e i suoi contatti commerciali con mezza Europa, però ciascuno aveva i suoi relazioni dinastiche, relazioni commerciali, ma anche relazioni religiose. I benedettini che a partire dall'undicesimo e nel XII secolo vengono in Sardegna, costruiscono quegli splendidi monasteri, ristrutturano quelle bellissime chiese in forme romaniche che l'associazione degli amici del Romanico e la fondazione Sardegna Isola del Romanico sta così mirabilmente valorizzando, erano diversi da regno a regno. A Calari c'erano soprattutto i Vittorini, nel regno di Logudoro c'erano soprattutto i Camaldolesi, i Cistercensi, i Vallombrosani, in periodi diversi, perché ciascun sovrano aveva i suoi legami o subiva dei legami, però dobbiamo contestualizzarli in ciascuno di essi. Torno indietro, no? Se è possibile, no, è possibile con quello. Ancora indietro. È per quello che gli oscorporati, il fatto che siano contenuti in un'isola a volte ci porta a pensare che la Sardegna era divisa in 4 parti, però erano tutte più o meno uguali. Avevano delle cose in comune, ma erano fondamentalmente diversi, per cui provocatoriamente le ho divisi in 4 isole. Andiamo avanti. Ancora. E le serie dinastiche che poi trovate nel tempo dei giudicati, le serie dinastiche elaborate da Alessandro Soddu dimostrano i legami diplomatici che ciascuno di essi aveva, per cui in determinati periodi ciascuno di essi era più legato a Pisa o più legato a Genova o alla Corona d'Aragona, la Borea, la Corona d'Aragona, ma già dal XII secolo, non solo nel XIV.
e così via. Andiamo avanti. In particolare l'Arborea, in tutta la sua storia, almeno quella illuminata dai documenti, per cui a partire dagli inizi del XII secolo, oscilla tra legami con Genova, legami con Pisa, soprattutto legami con la Corona d'Aragona, ma anche con altri potentati, come vedremo poi per il XIV secolo. Andiamo avanti. Appunto, tra la fine del 200 e gli inizi e gli inizi del 300 raggiunge il suo massimo splendore. Si avvicina prima a Pisa con Mariano II, colui che circonda di mura e costruisce le splendide torri a Oristano, e poi il regno di Arborea si avvicina alla Corona d'Aragona, la massima potenza mediterranea del tempo. Andiamo avanti, e questo si riflette nei legami matrimoniali, perché vedete come Mariano II sposa Pina Saraceno, poi una figlia di Guelfo della Gherardesca, Pisani. E il legame, Mariano II era cittadino pisano. Giovanni Chiano segue più o meno la stessa linea, poi c'è la svolta con Ugone II di Arborea, che sposa una nobile sarda, Paduresa de Serre, però svolta in un'alleanza con la Corona d'Aragona, che richiama la precedente alleanza dei tempi di Barisone, che aveva sposato in seconde nozze a Galburs nella seconda metà del XII secolo, e manda i suoi figli a Barcellona, e i cadetti si sposano rispettivamente con Timbora de Rocabertí e con Sibilla de Moncada, Mariano con Timbora de Rocabertí e Giovanni con Sibilla de Moncada, cioè due nobildonne di famiglie molto vicine alla corte della Corona d'Aragona, che aveva sede a Barcellona, quindi un legame fortissimo. Andiamo avanti. Vedete, Ugone II, i figli, Pietro il primogenito sposa Costanza degli Aleramici di Saluzzo, molto vicini all'impero, ed era l'erede al trono Pietro, che prenderà l'ordinale terzo. Mariano, che diventerà Mariano IV, sposa Timbora de Rocabertí, molto vicini alla corte barcellonese, e questo lo ribadisco per contestualizzare quello che dirà Francesca, altrimenti non si spiegano determinate cose. Giovanni, lo sfortunato Giovanni, sposerà Sibilla de Moncada, che è la figlia di Ottone III, ed è nipote della regina ultima delle quattro mogli di Giacomo II, Elisenda. Andiamo avanti. Quando succede il patatrac, per cui Ugone si pente quasi subito dell'alleanza con la Corona d'Aragona, della subitanza anche vassallatica, che lo metterà definitivamente in una posizione di secondo piano, e soprattutto con Mariano il regno di Arborea tenterà di svincolarsi da questo legame soffocante. Andiamo avanti. Questo si riflette nelle alleanze, perché i figli di Mariano, che Mariano fa sposare con quelli che vorrebbe essere gli alleati del suo Stato in lotta per la sovranità, Ugone II sposa una figlia di Giovanni dei Prefetti di Vico. Qui non so se ci sia Walter Tomasi, che sta studiando la biografia di Ugone III, pare sia a Nasina, ha trovato appunto il documento perché fino adesso non veniva conosciuto, non si conosceva il nome della figlia di Giovanni di Vico, personaggio potentissimo a Roma, molto legato al papato. Eleonora sposa Brancaleone Doria,
Prima di lei Beatrice sposa Aimerico VI di Narbona, che è visconte di Narbona ma è addirittura ammiraglio del Regno di Francia. Per cui capite in che contesto viveva questo piccolo regno, perché era piccolo, in un contesto mediterraneo fatto di grandi potenze, che era la Corona d'Aragona, che era Genova, che era Venezia, ormai Pisa era in declino, con legami in tutta Europa, quindi legami non solo matrimoniali, ma legami commerciali, legami bellici, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. E questo per chiarire il contesto. Entrando nell'argomento, io vorrei solo, per legarmi poi a ciò che dirà Francesca, parlare di un piccolo esempio che è precedente al 300, con cui voglio far notare quello che ha detto Rossana in introduzione, cioè che la collaborazione tra gli storici e gli archeologi a volte può aprire scenari nuovi, confermare delle supposizioni, porre nuovi punti interrogativi, comunque portare avanti la ricerca e la conoscenza del nostro Medioevo, nel nostro caso, che è poi ciò che anima la nostra attività. Andiamo avanti. E si tratta di un fornetto per cuocere il pane che la collega archeologa Gabriella Occheddu trovò durante gli scavi del 2007 nei ruderi del castello di Las Casas e che risale alla fine del XII secolo, per cui trovate un contesto, fine del XII secolo, che è il momento in cui i documenti scritti, per cui un altro tipo di fonti, la fonte scritta e la fonte materiale, le fonti scritte ci dicono che in quel momento Barisone d'Arborea aveva ceduto il castello in locazione, non definitivamente, a Genova come garanzia di un debito che aveva contratto. Non sto qui a raccontare tutta la vicenda. E nel documento io, quando venne fuori questo reperto, ricordavo che il documento intimava agli abitanti della Marmilla di, tra virgolette, portare rispetto ai nuovi castellani, ai nuovi soldati. Se c'era questo invito, vuol dire che c'era il timore del re, che magari la popolazione si sarebbe, come dire, ribellata o comunque non avrebbe ubbidito ai genovesi nel castello. Fino a quel momento i castellani erano sempre stati dell'elite locale, della nobiltà terriera locale. E il fatto che nel contesto, diciamo, databile intorno alla seconda metà del XII secolo, l'archeologo abbia trovato fornetti, resti fossilizzati di legumi, ma abbia trovato pochissimi resti ossei di pasti animali, significa proprio questo, che forse i genovesi vennero tenuti lontano dalle cacce collettive, quelle regolate dalla Carta de Logu, cioè che fossero un po' emarginati dalla vita dei borghi, dei piccoli villaggi del territorio e vivessero solo dei rifornimenti granari che mandava Barisone, che mandava il regno, perché Barisone era tenuto a rifornire di grano il castello. Ecco, questo è ovviamente una supposizione, però è qualcosa che viene dalla collaborazione tra chi studia i resti materiali e chi studia le fonti documentarie. Sono fonti anche queste, come poi lo sono anche quelle iconografiche. Ecco, con questa andiamo avanti, l'ultima, con questa input che poi abbiamo musealizzato assieme a Francesca, assieme a Gabriella Occheddu nel Museo Muda di Las Casas. Cedo la parola alla collega che entrerà proprio nel merito della questione della mensa dei sovrani d'Arborea nel 300.
Allora, per cercare di... Buonasera a tutti, i ringraziamenti li ha fatti Gianni, io mi associo, così andiamo spediti perché io ho un brutto vizio, quello di aprire 1000 parentesi e quindi non andrò a braccio per cercare di contenere questa mia pessima abitudine. Cercherò di leggere, non proprio pedissequamente, si sente, e di andare avanti sull'argomento che abbiamo scelto. Allora, con Gianluigi Marras la volta scorsa avete già avuto modo di fare una carrellata, insomma, una chiacchierata. Non si sente? Così? Si sente meglio? Scusate. E con Gianluigi Marras la volta scorsa avete già avuto modo di affrontare il tema dell'alimentazione, quindi io non tornerò sul tema approfonditamente, però un'introduzione è necessaria perché se non vediamo cosa deve essere consumato non possiamo neanche adeguatamente valutare poi gli aspetti che ci interessano più specificatamente oggi, che sono i modi di consumo fondamentalmente di una certa fascia sociale che è quella altolocata. Quindi cominciamo proprio dal tipo di alimentazione. Quindi, posto che ovviamente il consumo di cibo è fondamentale per tutti noi umani, questo è lapalissiano, ci sono molte differenze a seconda del ceto, a seconda dell'area in cui ci si trova, perché ovviamente c'è un condizionamento molto forte che è dovuto al fatto che c'è una disponibilità di un certo tipo di risorsa alimentare o di un'altra. E non solo, ci sono delle condizioni anche commerciali, quindi di contesto anche di altro tipo, perché ovviamente non tutti gli alimenti sono locali, ci sono alimenti locali, sono alimenti che vengono da lontano, preparati, parzialmente preparati, che poi vengono accorpati o diciamo combinati fra di loro e consumati crudi o cotti. Un impatto molto forte sull'alimentazione, così come immagino avrete già sentito dire da Gianluigi, hanno ovviamente tutte le regole sociali del tempo e del luogo, in particolare per quanto riguarda il Medioevo, così come un forte residuo insomma, ancora sensibile per noi, anche dal punto di vista religioso, insomma sono condizionamenti molto forti che tuttora noi abbiamo. Quindi una grande differenza, principale differenza che c'è fra ceti nel consumo di alimenti, per esempio, è quella che i ceti più modesti consumavano gli alimenti principalmente senza far distinzione fra luoghi di preparazione e luoghi di raccolta a volte e consumo. Quindi è un'immagine che ho scelto proprio per rappresentare questo, è un'immagine del Tachinus sanitatis, una persona che consuma nell'angolo in basso a sinistra del cibo, altre persone che lo stanno preparando. Questa è la preparazione del formaggio, presenza di animali, che ovviamente questo è un classico che tutt'oggi insomma è abbastanza presente nelle nostre case, però è un classico anche proprio dell'epoca medievale, una lunga tradizione, gli animali fanno molta compagnia anche in quel momento. Le classi più agiate, i ceti più elevati, invece distinguono i luoghi di preparazione, ancor più di raccolta ovviamente, dai luoghi di consumo. Quindi ecco un'immagine che ci chiarisce molto bene un'ultima cena, una delle innumerevoli ultime cene che si possono trovare per quanto riguarda la storia dell'uomo, ma in particolare il Medioevo. È un soggetto veramente trattato tantissimo. Questo ci rappresenta effettivamente una sala dove c'è comunque dove è in corso un banchetto di rango elevato. Quindi dove avveniva il consumo in questo caso? In spazi differenti da quelli della preparazione, che potevano essere dei saloni destinati in quel momento o anche stabilmente, in casi ancora più ristretti, insomma in un numero ancora più ristretto di casi, proprio destinati a questo, oppure in giardini di residenze regali. In epoca medievale una cosa che vi farei notare: è superata completamente l'abitudine a mangiare sdraiati o semidraiati, che è tradizione romana, perché l'influsso barbarico modifica quest'uso e quindi ci si siede a tavola per consumare i pasti. Questo
ci fa ragionare molto, insomma, ci fa ragionare, ma ci sono tantissimi altri spunti sul fatto che appunto noi siamo un prodotto di incontri e di tradizioni di civiltà e non dovremmo mai dimenticarlo. I banchetti sono un momento specifico, particolare per le classi più altolocate, in particolar modo ancora di più per i reali. Perché? Perché servono a segnare un momento specifico, servono a rappresentare un potere economico, un potere politico, ma a suggellare per esempio delle nozze, poi vedremo che questo è importante anche nella nostra chiacchierata, e non solo. A volte hanno una tale funzione di rappresentanza che abbiamo testimonianza del fatto che non soltanto fossero invitati commensali, ma fossero invitati anche soggetti di classi più basse, inferiori, insomma, di classi inferiori che venivano però invitati ad assistere, quindi sono invitati, non partecipanti al banchetto, una cosa che a noi oggi farebbe veramente orrore, ma proprio perché fossero pubblico, testimoni della potenza e del prestigio che veniva praticamente in quel modo rappresentato, è una sorta anche di messa in scena, se vogliamo definirla così. Banchetti che quindi possono durare anche più giorni, perché proprio devono manifestare questo potere, questa ricchezza. Allora, che cosa mangiavano principalmente le classi più agiate? Fra le tante cose che vi saranno state appunto riportate, insomma, elencate poi da Gianluigi, ovviamente la carne. La carne era il piatto forte, era la principale pietanza dei ceti più agiati, perché ovviamente non tutti se la potevano permettere, per tanti motivi, ma principalmente per motivi economici, e poi la carne presuppone anche tutto un processo di lavorazione, di elaborazione, che ovviamente non si può dare per scontata, diciamo. Si consumava prevalentemente carne di animali d'allevamento, ma anche selvaggina. Allora, animali d'allevamento ovviamente bovini, suini, ovicaprini, ma anche animali che venivano cacciati. Già un riferimento l'ha fatto Gianni alla caccia. Ed è importante la caccia anche dal punto di vista simbolico, perché? Perché la caccia molto spesso, la preda diciamo, viene poi portata al banchetto e portata come preda del Signore, molto spesso dei suoi migliori uomini, come simbolo, anche come dimostrazione di valore, di possanza, perché è l'uomo che vince sulla forza della natura, quindi c'è una sorta di contrasto fra questi due elementi. Ovviamente questo rafforza l'idea, l'immagine del Signore. Abbiamo un consumo quindi intenso di carne, abbiamo detto ovicaprini, bovini, ma anche pollame, conigli, oltre ovviamente alla selvaggina che derivava dalla caccia. Allora, abbiamo detto un consumo molto forte di carne, molto intenso di carni anche la maggior parte sono rosse, e questo comporta il fatto che non è una dieta equilibrata questa. Non è una dieta equilibrata e quindi si possono avere delle conseguenze. Le conseguenze il documento archivio ce le testimoniano proprio per la famiglia reale d'Arborea, perché Ugone, secondo De Bas, sappiamo che curava la sua gotta alle terme di Villa Abbas a Sardara, quindi ai piedi del castello di Monreale, quindi in Arborea ovviamente. E quindi ovviamente le malattie conseguenti a questo tipo di alimentazione sono testimoniate. Tra l'altro non è neanche ideale proprio il modo in cui venivano consumate queste carni, perché non essendoci frigoriferi ovviamente la soluzione per la conservazione era veramente ridotta a frollatura, anche per rendere più morbide le carni, ma per noi renderebbe ovviamente con i nostri gusti attuali immangiabile qualunque cosa. Una lunga frollatura, non certamente in cella frigorifera come si fa adesso per i migliori tagli. E poi l'essiccazione, la salagione,
l'essiccazione, la lavorazione, quindi per esempio che rende prodotti come gli insaccati, quindi i prosciutti, insaccati di vario genere, di cui abbiamo molta testimonianza, e ovviamente un consumo quindi di queste carni a tavola con l'aiuto di qualche cosa che vincesse questo sapore che effettivamente poteva diventare anche abbastanza impegnativo, per noi sarebbe impossibile da sopportare, quindi salse molto speziate, intingoli. Vedremo poi quindi come si dovrà consumare questo tipo di cibo. Invece altre tipologie di... Non funzionano le dita con touch, userò questo, sì, infatti un po' meglio. Allora invece le verdure, i formaggi, torniamo all'immagine di prima, perché in particolar modo la Scuola Medica Salernitana sosteneva che fossero assolutamente un cibo insalubre, quindi sconsigliava assolutamente il consumo di formaggi a chi potesse evitarlo. Le zuppe di cereali e soprattutto i legumi erano riservati alle classi meno agiate, quindi diciamo che possiamo cominciare a fare una selezione rispetto a ciò che poi invece troveremo sulle tavole di un banchetto reale. Dalle fonti d'archivio e dagli scavi abbiamo testimonianze di largo consumo di pesce, pesce d'acqua dolce, pesce di mare, e effettivamente questa è una cosa a cui raramente noi pensiamo, soprattutto in zone interne. Vedremo invece che questo è testimoniato non solo da documenti d'archivio ma anche da fonti iconografiche, in questo caso non sono relative alla Sardegna nello specifico. Però perché non ci viene in mente il pesce, per esempio a Sardara, per esempio alla Splassas, anche a Stelle Marmilla? Perché oggi noi vediamo un territorio molto diverso, la bonifica di tutta l'area del Medio Campidano ovviamente ha portato a un cambiamento del paesaggio notevole, laddove c'erano specchi d'acqua, c'erano rivi pescosi, testimoniato proprio che fossero pescosi, anche il fiume di Las Plassas fino a 2 generazioni fa era è testimoniato proprio, ce l'hanno riferito, era molto pescoso insomma. E abbiamo qui l'incrocio con dei reperti da scavo, reperti archeologici. In alto vedete quelle fogliette sono squame di pesce, e in basso un guscio d'uovo di gallina. Queste vengono dal castello di Marmilla, quindi Las Plassas. E quindi, così come appunto già ha introdotto Gianni, quello che facciamo oggi è ovviamente presentarvi dei risultati di lavori comunque interdisciplinari, perché comunque, che qualcuno ne dica, siamo tutti storici, tutti contribuiamo a fare la storia. Ci sono gli storici che usano prevalentemente i documenti d'archivio, gli storici che si rifanno soprattutto alle fonti materiali che derivano dallo scavo archeologico, ci sono gli storici dell'arte che soprattutto interpretano e scovano anche delle immagini molto interessanti. Tutti lavoriamo con lo stesso fine. E poi ovviamente il cibo principe, quello che non può mancare e che tutt'oggi rimane un pilastro della nostra alimentazione, è il pane. Ovviamente qua andiamo velocissimi, sveltissimi, perché sul pane si potrebbe fare un'intera conferenza, anche più di una conferenza. Diciamo soltanto una cosa, che ovviamente le differenze si vedono fortemente nel consumo di pane per la quantità ma soprattutto per la qualità. Il pane bianco è riservato a pochissimi di classi molto elevate, per il resto parliamo di pani, prodotti con i più svariati cereali e ovviamente insomma poco raffinati in generale. E poi un altro posto che dobbiamo riservare sulle tavole di alto livello, di alto rango, è quello che ha la pasta. La pasta nel 300 è prodotta in Sardegna, è prodotta, e lo sappiamo dai documenti d'archivio, perché non solo è prodotta secca e fresca, ma è anche commerciata, cioè la pasta dai porti sardi parte e viene commercializzata in buona parte del Mediterraneo meridionale. Cioè, oggi non immagineremmo mai che dalla Sardegna possa partire per Napoli, possano partire delle derrate di pasta secca, avveniva, quindi questa è una cosa che dobbiamo appunto ricordarci sempre. Quindi la pasta secca da bollire, da cucinare, come oggi, come i vermicelli per esempio,
e cominciamo a vedere che se c'è un tipo di cibo particolare servono anche strumenti particolari. Se si mangiano vermicelli o pasta lunga, come la chiamiamo oggi, questa immagine riporta proprio alla lavorazione di pasta lunga, che viene lavorata, impastata e poi essiccata. Ovviamente poi ci vuole la forchetta per avvolgere o in qualche modo governare questo cibo viscido e sfuggente. La forchetta la troveremo infatti successivamente diffondersi verso la fine del XIV, soprattutto poi nel XV, mentre inizialmente osteggiata sotto dalla chiesa, questa forma era a due denti, a due rebbi, questa forma cornuta veniva vista molto molto male e quindi insomma avversata. Infine, e poi la pasta fresca, ovviamente possiamo immaginare, ecco per esempio, la pasta a strisce come le lasagne oggi, no? Sempre nello stesso modo più o meno preparate. La frutta selvatica e secca era diffusa e consumata anche da ceti elevati, ma era una cosa ovviamente soprattutto quella selvatica che veniva consumata anche dai ceti ovviamente inferiori, meno abbienti, mentre invece esclusiva dei ceti dell'elite era la frutta candita, perché ovviamente immaginate la lavorazione è una lavorazione particolare e verosimilmente non dappertutto insomma veniva prodotta questa frutta candita, la ritroveremo nella nostra chiacchierata di oggi, è particolarmente ricercata e costosissima fra l'altro e considerata quindi una prelibatezza. Infine, quindi finito questa carrellata proprio velocissima sull'alimentazione, vorrei, mentre vediamo questa immagine del complesso fortificato di Monreale, di Sardara, che è sempre un bel vedere, vorrei introdurre un documento d'archivio che oggi ci sarà molto utile perché è un resoconto di spesa fondamentalmente effettuata per l'acquisto di vettovaglie per le nozze dei fratelli Giovanni e Mariano, figli del sovrano arborense Eugone II, nozze che per i banchetti nuziali, quindi di questi due principi, che si svolsero entrambi in Catalogna nell'estate del 1836. Appunto Gianni ha già ricordato che Mariano sposò Timbora e Giovanni sposò Sibiglia. Viene fatto proprio l'elenco di questa spesa importante. Per i relativi banchetti furono acquistati vari animali degni del rango dei convitati e poi si elenca proprio vitelli, pavoni, non ce lo aspettavamo, vitelli, pavoni, galline, maiali e taglia victualia. Quindi proviamo adesso, in base anche a questo tipo di informazioni che abbiamo richiamato, a fare un po' di solide ipotesi sulla ricostruzione di una tipica mensa allestita per un banchetto regale nel regno giudicale d'Arborea alla fine della prima metà del 300, proprio sulla base di quanto abbiamo potuto desumere dalle fonti d'archivio, dalle fonti però anche archeologiche, abbiamo già visto, quindi reperti pertinenti alla mensa, all'arredo, e poi alle poche coeve raffigurazioni che sono giunte nei giorni nostri. In particolare avremo due fonti che ci accompagneranno. Stiamo quindi facendo un'ipotesi di ricostruzione e i contesti di scavo che considereremo saranno due per cercare di essere un po' più snelli nella rappresentazione di tutto ciò. Sono il castello di Monreale a Sardara, l'abbiamo già introdotto, e il castello di Marmilla a Las Plassas. Questi forniscono molti dati che si riferiscono ai consumi alimentari, l'abbiamo già visto prima, ma appunto anche agli arredi, alle suppellettili da mensa, e in particolar modo ci riferiremo a delle cose che si trovano, dei contesti che si trovano in questi due castelli, dei contesti molto interessanti per gli archeologi che si occupano in particolare del Medioevo, gli immondezzai, i butti. Oggi insomma magari per noi sono qualche cosa sempre di repellente. Beh, per un archeologo un butto, un immondezzaio è una meraviglia, ovviamente d'epoca, e quindi ecco una immagine del mastio del castello di Monreale, ruotato rispetto alle immagini di prima,
perché del Castello di Monreale potrei parlare per giorni e settimane e mi sfinirei, invece andiamo veloci a vedere soprattutto la posizione di due immondezzai individuati durante gli scavi. In alto a sinistra l'ambiente denominato alfa, non so se si leggono le scritte, ma comunque in alto a sinistra, e l'ambiente delta invece, che è sempre in alto a destra, vicino all'ambiente con lo sperone. E da qui vengono delle interessantissime testimonianze che poi vedremo nel corso della chiacchierata. Ecco invece il Castello di Marmilla, già chiamato in causa da Gianni, un'immagine prospettica laterale e una foto aerea dall'alto zenitale. Anche qui uno sviluppo interessante del castello, ovviamente stiamo parlando di proporzioni diverse ma anche funzioni diverse. Ed ecco qua una planimetria da scavo. Senza stare a indugiare sui particolari, io vi indico l'ambiente C in alto a destra a fianco alla torre, perché questa è la posizione del butto dal quale derivano per esempio quegli oggetti, quei reperti che abbiamo visto prima, quindi le squame di pesce e il guscio d'uovo, che sono i migliori tra quelli come conservazione, tra quelli che sono stati ritrovati, ma ne vengono tantissimi in frammenti più piccoli e meno leggibili. Oggi ho scelto di portare soltanto oggetti o integri o quasi integri, più leggibili, invece che poi indugiare su oggetti, insomma, su frammenti troppo minimi. Ma ne abbiamo squame e gusci veramente tanti, e anche da Monreale tanti altri contesti. Quindi direi che introduciamo adesso, prima della fonte iconografica che vedete qui, due documenti d'archivio dell'epoca. Alcuni documenti d'archivio dell'epoca che ci sono giunti dalla Catalogna, documenti che sono compresi in arco di tempo compreso dal 1336 al 1362 e provengono dalle scrivanie dei notai catalani Bartomeu de Miramat e Pere Martí. Sono fondamentalmente, l'abbiamo già visto anche da un accenno prima, resoconti di pagamenti effettuati in Catalogna dalla famiglia reale d'Arborea. E fra questi, in particolare, abbiamo ricordato i documenti relativi al pagamento di quella grande fornitura necessaria per i banchetti nuziali dei due principi d'Arborea, ma altri nel 1362 si riferiscono al saldo di un debito per l'acquisto che è avvenuto nel 1338 a Barcellona di oggetti vari di notevole pregio, alcuni dei quali sono proprio inerenti a suppelletti da mensa, effettuati questi acquisti per conto di Timbora, la moglie di Mariano. Ricordiamo quindi una cosa che Gianni ha citato già prima. Mariano e Giovanni, principi d'Arborea, sono cresciuti alla corte barcellonese per volere del padre Ugone II. Perché? Perché dovevano prendere un'educazione degna del loro rango, un rango regale. E a seguito di rapporti stretti e cordiali quindi con la corte d'Aragona, il re Ugone II può mandare i propri figli principi presso la corte amica, fondamentalmente perché siano cresciuti come dei principi, come è giusto che sia per il loro rango. Poi ovviamente loro torneranno in Sardegna e prenderanno poi il loro posto nella storia. I beni descritti in questo resoconto sono beni di lusso che qualunque famiglia regnante dell'epoca poteva acquistare. Velocissimamente ve li elenco: 2 saliere decorate con animali fantastici, dei dragoni, 4 spade, una cintura, tutte con decorazioni in argento, finimenti di un cavallo, anch'essi con decorazioni in argento, un sacramentale con Agnus Dei in argento, e poi, qua ci interessa proprio questo punto per il nostro discorso di oggi, una coppa deaurata, munita di piede, quindi in argento, sono tutti beni in argento, quindi una coppa in argento dorata, 2 brocche in argento, 12 scodelle, 12 piatti fondi, 12 piatti grandi adatti per tagliare. Chiunque, ecco, però chiunque di noi, forse più le donne, legge in questo una sorta di servizio completo, ed è veramente una cosa che fa impressione. Sono 48 pezzi
di un servizio. Poi vediamo anche nel prosieguo il servizio usato però come? Forse non proprio come lo usiamo noi oggi, vediamo. Quindi abbiamo già detto, quindi individuano questa serie di beni, individua un acquirente di altissimo rango reale, però non è che mangiassero tutti i giorni neanche loro in stoviglie e cose di questo tipo, suppelletti di questo tipo. Nei giorni feriali i documenti attestano un uso più frequente di piatti sempre in metallo, quindi stagno, peltro, rame, ma anche in ceramica, e ovviamente ceramica di un certo livello, mentre invece il vasellame di metallo prezioso era in genere proprio riservato ai banchetti. Non finisce qua l'elenco dei beni e ve lo voglio citare velocemente quest'ultimo pezzo dell'elenco, perché ci servirà in chiusura. Ci sono anche 4 elmi, 2 bancals, cioè 2 chiameremmo pezze di stoffa oggi, di stoffa di lana, con le insegne della casa d'Arborea, altri tagli di stoffa di pregio, 2 teli di pelliccia. E se noi consideriamo il documento, la fonte iconografica che abbiamo di fronte in questo momento, sappiamo che stiamo parlando della pala di Ottana e che c'è rappresentato Mariano come Donnichello, come principe, che sta inginocchiato al lato della Madonna con bambino, della Madonna in trono, e indossa una veste purpurea con la pelliccia di vaio. Quindi tutto torna. Quindi vediamo le fonti iconografiche che useremo oggi. Una l'abbiamo appena introdotta, è la pala di Ottana. La pala di Ottana è la pala di Santi Francesco d'Assisi e Nicola di Bari, un politico dipinto su tavola e conservato appunto nella ex cattedrale di Ottana, datato al 1338-1339 a seconda degli autori che datano l'opera, al 1344, commissionato da Giovanni. Andrei velocemente avanti. Sì, certo, scusami, sì, da Mariano. Stavo pensando ad andare avanti con la diapositiva. Scusate, il riquadro però che ci interessa è questo. È questo che rappresenta un banchetto reale. Regale perché? Perché reali sono le 2 figure che vediamo sulla destra, che hanno proprio la corona sulla testa. È rappresentata una cena di reali saraceni che si svolge mentre all'esterno, sembrerebbe quasi all'esterno dell'ambiente, accanto alla mensa dove si svolge il banchetto, vediamo che sta avvenendo il miracolo di San Nicola, che prende per i capelli il giovane Adeodato e lo salva dalla mano saracena per riportarla ai genitori, alla propria famiglia, mentre ancora ha una coppa in mano perché sta servendo alla mensa, a tavola, praticamente questi sovrani. L'altra fonte che noi utilizziamo oggi è questa, questa è una visione d'insieme. Sono gli affreschi di Nostra Signora de Sos Leños Altos del maestro delle Tempore Francescane. Siamo a Bosa, siamo tra il 1342 e il 1343 e qui il committente Giovanni. Allora, questa è una visione d'insieme. Sulla destra, per chi entra, nel registro più alto che ci rimane, purtroppo vedete sono molto danneggiati ma bellissimi ancora, c'è una mensa, ovviamente è un'ultima cena, la rappresentazione di un'ultima cena, ed è molto interessante perché purtroppo abbiamo perso la parte superiore, quindi non vediamo i visi, non vediamo i volti, vediamo i piedi sotto la tavola, vediamo la tavola imbandita e vediamo i personaggi. Vediamo che stranamente in questo caso Gesù è rappresentato sulla sinistra, non in posizione centrale ma sulla sinistra, una particolarità di questa fonte.
Quindi considerate queste fonti d'archivio, queste fonti iconografiche e poi ciò che è gli scavi di questi due contesti molto significativi del Regno d'Arborea, che sono il Castello di Monreale e il Castello di Las Casas, vediamo un po' come ricostruire un po', cioè come era veramente fatta, come si svolgeva un banchetto, come era allestito. Prima di tutto il tavolo. Il tavolo era costituito da un piano e molto spesso da un piano, ligno e cavalletti. Li vediamo molto chiaramente nell'immagine a sinistra, un'immagine di una di Tarquinia Sanitatis, ma anche a destra, e vedete che ci sono dei cavalletti anche più elaborati, molto più raffinati, ecco, come fattura. E poi sulla mensa, una mensa di un certo livello, ovviamente, venivano... scusatemi, questa immagine serve proprio perché vediate che anche qui nella pala di Ottana vediamo il cavalletto evidente, le due sottili gambe dei cavalletti sotto i due lati corti, i lati brevi del tavolo. Sopra il tavolo, sopra la mensa, sul tavolo così allestito, si mettevano delle tovaglie candide. Le più diffuse, quelle più di moda, quelle più pregiate, erano le cosiddette perugine. Sono tovaglie tessute di lino, impreziosite da motivi decorativi a fascia a contrasto, con un disegno geometrico. E se guardate sulle estremità sinistra e destra, notate che ci sono appunto, vediamo se riesco a indicarvele, ecco qua, queste fasce a contrasto, qui e qui. Ed eccole negli esempi, nelle fonti iconografiche che noi oggi abbiamo scelto, esattamente queste. Molto spesso tenderò a proporvi le nostre fonti iconografiche coeve e locali e contestuali, quindi dell'Arborea, ma a fianco, accanto a queste, delle fonti invece che riguardano altri contesti della penisola italiana, altri contesti europei. Perché l'ho fatto? Proprio per quello che diceva Gianni, per sottolineare che noi non siamo la provincia della provincia, e la famiglia regnante dell'Arborea si poteva mai considerare tale. Abbiamo visto l'impostazione con la quale, per esempio, Mariano e Giovanni sono stati cresciuti. Vedete che non ci sono tovaglioli. Tovaglioli vengono introdotti forse da Leonardo da Vinci verso la fine del 400, durante il suo soggiorno a Milano, alla corte sforzesca, e quindi si usavano i lembi della tovaglia, cosa per noi oggi riprovevolissima. Sulla tavola potevano essere presenti, non le abbiamo però mai trovate in queste testimonianze che oggi portiamo qua, queste diciamo arborensi, ma raramente le troviamo. Sappiamo da documenti d'archivio che venivano decorate le mense dei banchetti di alto lignaggio, di alto livello, con fiori, statuette o con i cosiddetti trionfi, cioè delle sculture in vari materiali, in legno, ceramica, cristallo, cera, burro, ma anche per esempio in cibo, fatti di elementi alimentari, che poi diventeranno molto di moda soprattutto in epoca rinascimentale. Però già proprio per la metà del 300 sappiamo di un banchetto offerto per il Papa Clemente VI, al centro del quale proprio troneggiava un castello riprodotto in 3 dimensioni, diremmo oggi, costituito da vari tagli di carne. Quindi anche in pieno 300 abbiamo questo tipo di arredo, di elaborazione, insomma, della tavola. I posti a tavola venivano assegnati con una logica, secondo la gerarchia del prestigio, per cui l'ospite più illustre o il padrone di casa era capotavola in genere. Abbiamo segnalato già per quanto riguarda Borsa, per esempio, oppure addirittura in un tavolo separato, come oggi si usa fare nei banchetti degli nuziali, per esempio, addirittura in posizione rilevata a volte rispetto agli altri, proprio per sottolinearne il prestigio e perché fossero visibili da tutti. E ripeto, il concetto che abbiamo visto all'inizio, abbiamo considerato all'inizio, sono una manifestazione anche di potere, anche di prestigio. I banchetti sono una messa in scena. Dove si siedono? Si siedono i commensali su sedute in genere panche o sgabelli in legno. Qui in primo piano vediamo una panca e anche in secondo piano vediamo sono panche lignee sedute in legno e
mobilio ligneo ovviamente noi raramente da scavi riusciamo a trovarne, insomma, a rimediare, a meno che non ci siano contesti specifici, anaerobici, ma insomma stiamo parlando di contesti che non sono della terraferma in genere, a meno che non siano fondi, pozzi, melmosi, ma insomma non è questo il caso. Però per esempio, ecco, per dare un esempio di qualcosa che noi possiamo comunque trovare, le parti di mobilio che noi possiamo trovare sono quelle metalliche, quelle durevoli nelle varie giaciture. Per esempio questo è un elemento di guarnizione metallica che proviene dal Castello di Monreale, da quell'ambiente alfa, per esempio dal butto dell'ambiente alfa, una guarnizione probabilmente di una cassetta lignea, di una cassapanca lignea. Poco. Abbiamo però per esempio i chiodi da legno, le copiglie, quindi le cerniere per gli sportelli, cose di questo tipo. Sulla tavola poi c'era il pane. Il pane è un elemento fondamentale, abbiamo visto, della nostra dell'alimentazione, ma anche del banchetto, e quindi eccolo qui rappresentato, ci sono le pagnotte, eccole, queste, ma anche queste listarelle che vedete. Queste listarelle sono listarelle di pane. Perché? Perché abbiamo già detto prima cosa si consumava, e allora vediamo anche come si consumava. Le listarelle servono perché, per esempio, se ci sono degli intingoli, delle salse da contenitori comuni, in qualche modo bisognava anche riuscire a prenderle, a usarle, insomma, a farne uso, insomma, a poterle raggiungere e consumare. Le listarelle di pane servono proprio a questo, ad essere praticamente utilizzate ad essere alternate ai bocconi di cibo. Nelle raffigurazioni che noi abbiamo scelto sono ben rappresentate. Guardate questa teoria, questa serie di pagnotte che ci sono sul bordo della tavolata, per esempio. Allora, vediamo un poco che cosa si portava a tavola e come. Scendiamo ancora nel particolare. In generale, se voi guardate il numero dei commensali e considerate il numero dei contenitori presenti, anche di tutte le stoviglie presenti sulla tavola, c'è qualcosa che non torna. Non c'è la corrispondenza matematica. Perché? Perché ci sono dotazioni collettive e dotazioni individuali in un'apparecchiatura a tavola, questo anche oggi. In questo caso la dotazione predominante è quella collettiva. Quindi, se guardate al centro, al centro tavola, abbiamo praticamente un piatto di portata con la carne, evidente, non c'è dubbio, e poi ci sono 3 grandi catini troncoconici che sono di servizio comune fondamentalmente, e in primo piano poi c'è una brocca, ci sono alcuni bicchieri e poi l'immancabile pane. Quindi sia le pietanze che i liquidi venivano ovviamente portati a tavola con delle stoviglie che erano dotazione collettiva, e a tavola cominciamo a vedere poi, ecco, cosa si portava da bere, quali erano i liquidi presenti. Il vino. Il vino, vediamo che a sinistra, nell'immagine di sinistra, un cellario sta praticamente spillando dalla botte, ne approfitta per un sorsetto e mette in una brocca, in un boccale diremmo in termine medievista, e a destra vedete una mescita, fondamentalmente un vinaio, quindi anche lì vari contenitori di varie fogge, di varie misure, e insomma poi un assaggio. A tavola come veniva portato? Veniva portato con dei boccali che potevano essere di vario tipo. In questo caso la fonte iconografica che abbiamo scelto ha una tremenda, terribile, bellissima corrispondenza con ciò che noi abbiamo letto nel documento d'archivio del resoconto degli acquisti di Timbora, cioè quelle che qua sembrano delle caffettiere per l'occhio di noi contemporanei attualmente, insomma, sono in realtà i contenitori proprio per le bevande, per il vino. E sono metallici evidentemente, perché vedete che hanno un coperchio, vedete che si intravede nelle 2 centrali soprattutto una sorta di rigonfiamento, una cerniera evidente. Quindi noi abbiamo dei contenitori metallici, il colore ci fa pensare decisamente all'argento. È incredibile, sembra una fotografia di quello che abbiamo appena letto nel documento d'archivio catalano di poc'anzi, barcellonese di poc'anzi.
Quindi questo è un caso specifico. Per tornare a quello che dicevamo prima, vedete, ci sono le dotazioni collettive al centro, è molto interessante vedere poi, è una rappresentazione veramente molto, molto puntuale, molto precisa questa di Bosa. Ecco qua l'altro esempio, l'altra testimonianza iconografica. Sulla sinistra abbiamo un contenitore molto simile a quello visto prima, a quelli visti prima, un colore un po' differente, però è proprio diverso dal trattamento cromatico della resa, quindi questo non sappiamo se fosse intenzionalmente dovuto al fatto che si vuole riportare magari proprio una brocca in argento dorato, per esempio. La suggestione del documento d'archivio che ho letto prima c'è sempre. Sulla destra invece vi faccio osservare un altro elemento, sempre per servire i liquidi a tavola, ma molto diverso. Questo lo vediamo tra un attimo cosa può essere. Nella rappresentazione di Duccio di Boninsegna, senese, cosa abbiamo in primo piano? Abbiamo un boccale di ceramica, vedete che è bianco, la superficie è bianca e ci sono dei decori scuri, in realtà sono in bruno e verde, e sono abbastanza ben leggibili. Qua siamo in presenza di un boccale in maiolica, verosimilmente, vista l'epoca, vista il contesto, stiamo parlando di maiolica arcaica. Dai contesti, scusatemi, che abbiamo considerato, Monreale e Las Plasas, vengono moltissimi boccali in maiolica arcaica. Eccoli qua, velocemente, non so dirvi troppi dettagli. Abbiamo un prodotto esteticamente più gradevole rispetto a quelli più correnti che vi faccio vedere dopo per un confronto. Sono prodotti di importazione, ovviamente, con flussi commerciali consolidatissimi in Sardegna. Un rivestimento a smalto stannifero rende bianca la superficie, quindi ideale per dei decori cromaticamente gradevoli, perché hanno due colori, un verde ramina, un bruno manganese, e quindi cominciamo ad avere dei decori, possiamo avere dei decori veramente molto interessanti. In questo caso sono geometrici. Ecco qua, siamo fuori contesto, ma è un confronto, ve lo propongo proprio perché per avere un'idea delle cose forse vedere l'esemplare interi è più semplice. Questa per è una foto di boccali provenienti da San Domenico di Cagliari, quindi non siamo nel regno di Arborea, però vedete sono della stessa epoca, sono dello stesso tipo di produzione, hanno delle forme differenti, ma se guardate quello centrale è esattamente la forma rappresentata nell'affresco di Duccio. Ecco qua il confronto che vi volevo far vedere, prodotti che si ispirano a quello ma non sono di quel livello. Mentre quelli che abbiamo appena visto potevano stare su una tavola di giorni feriali, diciamo, della famiglia regnante o comunque di persone altolocate, questi ovviamente ma neanche per sogno, però erano già un vorrei ma non posso, diciamo, è un qualche cosa che comunque è già più pregevole rispetto ad altre cose un po' più correnti, ovviamente sono danneggiate dalla giacitura, ma insomma sono dei prodotti che si ispirano a quelli ma non sono quelli. Ecco, vi farei notare a destra quell'oggetto che è il contenitore del vino che vi ho detto prima di osservare. È un boccale di un colore dorato, sembra, con una forma molto diversa dall'altro. Ecco qua cosa poteva essere, scusatemi, quell'oggetto. Poteva essere un boccale in losa dorata. Questo non viene dall'Arborea, noi abbiamo molti frammenti provenienti dal contesto del castello di Monreale, per esempio, proprio dall'ambiente alfa, di questo tipo di contenitore. Questo è il fondo Pula, è conservata la Pinacoteca, proviene da tutt'altro contesto, ovviamente, non arborense. Però per darvi l'idea, questo era un prodotto che di per sé già nasceva come imitazione di buon livello, raffinata, di un contenitore metallico che originariamente sarà stato in argento o in argento dorato. Ecco perché il discorso poi delle produzioni è molto interessante, perché è la domanda che crea l'offerta. C'è la richiesta di vari livelli di qualità di questi prodotti. Dai contesti di scavo che stiamo considerando, ecco un collo di bottiglia vitrea da Castello di Monreale, sempre dall'ambiente alfa, che è stata una meraviglia per noi. Qua voglio ricordare che appunto l'ho scavato col collega, con Fabio Pinna, è stata una meraviglia, un'esperienza veramente fantastica.
un collo di bottiglia in vetro cristallino, così si definisce il vetro trasparente. Vedete c'è un rigonfiamento ad anello lungo in questo lungo collo svasato verso l'alto. Fa parte di una bottiglia con poi corpo sferico, che ovviamente in questo caso non è presente, è esposta al museo di Sardara, al Villa Abbas di Sardara. Quell'anello è una decorazione, ma è anche funzionale, serviva proprio per una presa più salda, perché poi si potesse versare il vino senza problemi. In questo affresco di Ottana e nel Politico di Ottana abbiamo poi dei bicchieri rappresentati. Delle coppe, scusatemi, rappresentate, cioè in questo caso sulla mensa vengono rappresentate delle coppe, non so se si dividono chiaramente, questa ad esempio, che verosimilmente hanno anche una doppia ansa. In generale, nell'altro invece esempio noi abbiamo dei bicchieri vitrei, evidentemente sono bicchieri vitrei, anche se la resa non trasparente ha fatto pensare a bicchieri in ceramica. Comunque sono attestati entrambi i tipi di materiali e anche in questo caso, ai noi, non sono in numero pari rispetto ai commensali. Ecco un esempio di un bicchiere meno pregiato rispetto a quelli che potevano stare nella mensa, cioè stare in banchetto regale, però su una mensa feriale, diciamo, di persone altolocate magari anche sì, viene sempre dal castello di Monreale. Vedete che all'interno c'è un rivestimento vetroso che serve a rendere impermeabile la superficie, perché altrimenti anche l'igiene, per quanto diverso da quello che noi intendiamo oggi come igiene, insomma, poteva diventare difficile. E adesso vediamo due cose bellissime perché fra le varie suppellettili vitrei rinvenute a Monreale, tantissimi bicchieri in vetro, troncoconici trasparenti, in vetro proveniente principalmente dalla Toscana e dal Veneto, dall'area padana, soprattutto Venezia. Ci sono due frammenti, forse riconducibili a un solo esemplare, meravigliosi. Sono bicchieri in vetro cristallino decorati con smalti policromi, sono stati trovati nell'ambiente sulla destra, in alto a destra, diciamo, quello che abbiamo indicato prima, non l'ambiente alfa, l'ambiente delta, sono parte di un bicchiere apodo a corpo cilindrico svasato verso l'alto. Ci sono sopra raffigurati appunto smalti policromi, c'è lo scudo con l'insegna d'Aragona, con i pali rossi in Campodoro, c'è una porzione di cielo stellato, decorazioni floreali di qua e al di là dello scudo, e poi ecco l'altro frammento ancora più bello forse, che rappresenta sempre uno scudo con i pali d'Aragona e un lupo, un cane. Questo non è stato ancora, non è chiarissimo, poi comunque tutto il bestiario medievale a volte non è propriamente ancora in corso di studio questo frammento, perché veramente pone problemi anche poi d'araldica, interpretativi notevoli. Questo è un prodotto che fa parte di una categoria specifica. Eccovi qua il pezzo intero a cui potervi riferire. Questo è un bicchiere conservato al British Museum di Londra, che è chiamato proprio il bicchiere Aldrevandin, perché c'è la scritta in alto, la faccio vedere col puntatore se riesco a non far macelli, ecco qua c'è la scritta fra queste due righe gialle e rosse. Vedete che la composizione è identica a quella che abbiamo visto nei nostri bicchieri, con degli scudi, con l'araldica molto presente, e nella scritta leggiamo Magister Aldrevandin me fecit. Questa cosa bellissima è al British, e sono pochissimi gli esemplari che tuttora in Europa sono stati ritrovati, e noi abbiamo due frammenti di quello che sembra essere un esemplare soltanto, ma anche altri frammenti più piccoli al castello di Monreale nell'Arborea del 300. Quindi non siamo la provincia della provincia, siamo molto molto al centro. Fra le dotazioni collettive troviamo un'altra cosa molto importante, molto
consueta sicuramente, le saliere. Guardate questo oggetto che c'è in primo piano, guardate questa forma su altopiede, la forma che ha e il colore che ha. Siamo in un periodo leggermente anteriore, ma era così tanto calzante, sono due in effetti gli esemplari, era un oggetto veramente, ecco l'ingrandimento, e poi guardate questo, è una saliera questa, è una saliera, assolutamente una saliera, abbiamo dei confronti stringenti anche in tanti altri contesti archeologici e del resto del Mediterraneo. Questa è una saliera e viene dal Castello di Monreale. Perché il sale è presente a tavola? Perché abbiamo già detto era necessario, c'è bisogno fondamentalmente di aggiustare il sapore molto spesso, e ricordiamoci di quelle saliere, certamente non di questo livello qui, stiamo ovviamente facendo vedere anche degli oggetti che non sono tutti relativi al banchetto, diciamo più regale dei giorni migliori, insomma. Questa è una saliera, forse anche di tipo corrente. Però ricordiamoci quell'elenco degli acquisti di Timbora, c'erano 2 saliere con decoro, con bestie, con animali fantastici in argento e dorate. Le pietanze vengono portate a tavola, eccole qua. Adesso occupiamoci delle pietanze. I contenitori sono in ceramica, in metallo o in legno. I commensali si servono liberamente anche nell'ordine in cui preferiscono, fra l'altro. L'ordine in cui le utilizziamo noi, le portate, le intendiamo noi, era molto non era certamente quello che c'era in questa epoca. Vedete i bacini emisferici al centro, su altopiede, questi contengono dei pesci, sono forse fatti in legno o in ceramica esternamente non rivestita, mentre invece ed ecco qua, appunto, scusatemi, mi stavo confondendo un attimo perché stavo cercando la diapositiva, ed ecco qua l'esempio che da Monreale ci viene, proprio è esattamente quella forma ceramica, ma vi ho fatto vedere l'immagine della parte centrale, maiolica arcaica. Questa abbiamo visto i boccali maiolica arcaica prima, e con bacino troncoconico, ci sono rappresentati proprio 2 pesci. E io vi invito a ricordare che tutt'oggi noi abbiamo, non è magari raffinatissimo, però abbiamo per esempio i piatti per la pizza con la pizza rappresentata al centro. Ecco, noi abbiamo per l'epoca medievale spesso dei piatti di portata, dei bacini di portata, dei piatti a servire con rappresentato proprio il cibo, che è la pietanza che veniva portata a tavola. E quello era un piatto in maiolica arcaica di produzione toscano-ligure. Questo invece è un piatto tagliere, e questo vi dovrebbe ricordare il piatto tagliere, è quell'elenco di beni di pregio acquistati da Timbora, in quel caso erano in argento, erano piatti tagliere, cioè piatti adatti a tagliare, principalmente le carni, che erano il piatto principe dei banchetti regali. Questi sono piatti taglieri, effettivamente sono molto molto piani. In maiolica valenzana, il decoro è a blu al lustro, quindi valenzana della zona di Valencia, da lì, da 2 atelier molto famosi a livello internazionale, diremmo oggi, Paterna e Manises, da lì provenivano tutti questi prodotti commerciati poi in tutto il Mediterraneo. Questo a motivi vegetali, in blu, cobalto, pregiato materiale, il cobalto, con uno stile che ha un horror vacui evidente, tutti gli spazi sono riempiti almeno da un puntinato dorato realizzato con lustro metallico. Ecco qua un'altra meraviglia che viene da Monreale, sono evidentemente di parte, ma questo si sa ovviamente. Però ecco, questo è un piatto tagliere in maiolica valenzana in blu e lustro, con quello che viene definito il paroquet, cioè il pappagallo. Ma in realtà noi abbiamo letto nel documento d'archivio che uno degli alimenti, degli animali, scusatemi, consumati in un banchetto di livello reale, cioè nelle nozze dei principi Mariano e Giovanni, il pavone. Ragioniamo anche su questo, quindi qualche interpretazione, appunto, intercettando gli input che ci vengono da varie fonti, ecco, ci può servire per aggiustare il tiro. Questo è il retro, guardate che splendore anche il retro, anche qui l'horror vacui di cui parlavamo prima, l'influsso
arabo fortissimo sono veramente evidenti. Ecco, qui vi faccio vedere comunque un oggetto che io non so assolutamente, per adesso da quello che leggo nessuno ha ancora capito, se sia stato portato per esempio su una tavola di un banchetto di livello di prestigio, insomma. È un vassoio in sughero, un vassoio che viene sempre dall'ambiente alfa del Castello di Monreale e che è esposto al Museo di Sardara. È un vassoio in sughero come quelli che oggi ha una forma a conca, che tutt'oggi noi abbiamo in produzione in Sardegna e utilizziamo attualmente anche sulle nostre tavole per portare l'arrosto fondamentalmente a tavola. Noi non lo sappiamo se effettivamente in epoca nel 300 effettivamente si utilizzasse questo in occasione di un banchetto regale, questo non lo possiamo sapere, però mi piaceva farvelo comunque vedere. Ancora, da quello che abbiamo visto sono necessarie delle tazze a tavola, tazze, ciotole, servono per le salse speziate, gli intingoli, che servono, quelli che noi chiamiamo i sughetti per esempio, vari, c'è dei sughi, anche dei consomè più ristretti, che servivano proprio per accompagnamento, abbiamo visto consumati grazie all'uso di queste listarelle di pane e servivano necessariamente per poter consumare queste carni. In questo caso una tazza di maiolica arcaica, quindi produzione in questo caso toscana pisana, e ce lo dice questo simbolo della doppia P che indica proprio la produzione di Pise, della città di Pisa. In certi casi è venuto anche il dubbio che potessero essere, e forse lo sono stati in certi casi, degli elementi anche ad uso individuale. Questo non è assolutamente da escludere, l'abbiamo visto nel caso della paladiottana, in quel caso assolutamente così è, ma molto spesso sono ad uso appunto collettivo. Nel caso di queste produzioni, questa è paterna, stiamo parlando di maiolica valenzana, noi abbiamo ritrovato 12, casualissimo questo 12 che ritorna, però 12 esemplari, molti quasi integri, altri frammentari o comunque ricostruiti ma quasi del tutto, tantissimi esemplari di ciotola emisferica e maiolica valenzana con decoro in blu cobalto, come questo, con decoro a palmietas abiertas, eccolo qua, e vedete che poi questa forma è molto simile a quelle cose che abbiamo visto rappresentate negli affreschi. Ecco un altro esemplare in blu e lustro. Vi faccio notare un'altra cosa, anche in questo caso questo elemento è un elemento pseudoepigrafico islamico, arabo, e anche qua è interessante secondo me ricordare sempre che ci sono tanti incroci, tanti incontri, tante commistioni. Dal carattere pseudoepigrafico islamico veniamo invece ai caratteri gotici utilizzati per una giaculatoria, ecco Ave Maria Grazia Plena. Il frammento a sinistra viene da Castello di Monreale, quello a destra invece è un prodotto, è un esemplare integro che sta al Museo di Valencia. Però era interessante vederli insieme per farvi vedere la scritta intera. Tutti questi oggetti che noi abbiamo visto, come ha fatto vedere già Gianni, sono provenienti da varie località, quindi sono esito di flussi commerciali. Abbiamo visto le zone di produzione, se riesco ad agganciare, ecco qua, Valencia, sulla vostra sinistra, Pisa, Savona, che è l'altra zona della produzione della maiolica arcaica, il sud della penisola italica, dalla quale noi abbiamo molti oggetti troppo frammentari, reperti troppo frammentari per riportarveli oggi in questo contesto. Infine, e vado a chiudere, abbiamo un discorso da fare per quanto riguarda le posate. Se voi guardate la tavola, gli esempi che abbiamo voluto utilizzare oggi, l'esempio posano per esempio, noi abbiamo dappertutto, in tutti gli affreschi, anche in tutte quante le iconografie che abbiamo presentato, sono presenti i coltelli. I coltelli sono ovviamente a lama metallica, il manico è rappresentato sempre o quasi sempre scuro, vedete anche quello impugnato,
non sono in numero pari ai commensali, ma sono a uso comune. Praticamente a turno si utilizzava, o qualcuno portava il proprio, per esempio. Sono usati sia per tagliare che per spezzare, perché come vedete appunto le forchette, abbiamo già detto prima, non sono presenti. I manici, rappresentati in maniera appunto spesso o così un po' generica, sono in osso o in avorio o in metallo. La punta vedete che è sempre così come noi abbiamo in alcuni coltelli della nostra tradizione isolana. E questi servivano appunto a tagliare i cibi solidi. E come si prendevano? Si prendevano con le mani, principalmente con le prime 3 dita, pollice, indice e medio, mentre, e questo ha dato origine poi alla brutta abitudine che noi oggi troviamo deprecabile del tenere il mignolo alzato, era considerata grande finezza, grande abilità usare solo queste 3 dita, e quindi le altre devono essere tenute distanti e sollevate, solo che mentre per fisiologia l'anulare è collegato al medio, e quindi se si piega il medio si piega anche un po' quello, rimaneva in alto sempre il mignolo, e questo ha dato origine a questa abitudine che tutt'oggi ancora dura a morire. Queste dita però ovviamente capiamo bene che andavano frequentemente lavate, perché si passava da una pietanza all'altra, si intingeva il pane alle starelle, negli intingoli, nelle salse, insomma bisognava lavarsi molto spesso le mani, e c'erano al lato in genere durante i banchetti dei catini con dell'acqua a volte profumata, con fiori, cose insomma veramente molto elaborate per potersi lavare le mani. Quello che vi farei vedere è che su questa mensa rappresentata nella pala di Ottana abbiamo una delle rarissime rappresentazioni di cucchiai. Lo vedete proprio, ho cercato di rappresentare, di indicarvi in particolare, eccolo qua, forse anche questo, ma questo inequivocabilmente. Perché? Perché così come abbiamo visto che ci sono per i commensali delle coppe su altopiede, qua c'è un contenitore per qualcosa che sembra essere comunque una preparazione semiliquida, quindi probabilmente questo è uno dei casi in cui viene rappresentato proprio un cucchiaio per questo motivo. Andiamo su testimonianze archeologiche, sto finendo, non vi preoccupate. Un manico di coltello in osso con decorazioni incise dal castello di Monreale, ovviamente la lama, l'anima in metallo si è conservata solo laddove è protetta dalle 2 valve in osso, e purtroppo invece la parte della lama è andata perduta, si è corrosa in giacitura. Duccio da Boninsegna ci serve per introdurre l'ultimo elemento di questa chiacchierata, i contesti, cioè in che ambienti, come erano arredati, come erano predisposti questi ambienti. In secondo piano, rispetto alle aureole, vedete che c'è un trave orizzontale con sopra un panno che sembra essere un telo, insomma un telo bianco, un tendaggio molto probabilmente, che serviva a separare la parte retrostante dalla parte antistante di questo ambiente, a fare un po' da sfondo. Il mobilio era sempre molto scarso, era poco presente, è ridotto a un minimo, e c'erano tendaggi, oppure c'erano quelle che noi chiameremmo oggi delle boiserie, dei rivestimenti in legno delle pareti. Ovviamente stiamo parlando di contesti di livello molto elevato. Molto spesso, questa è un'immagine di Palazzo Davanzati, siamo in pieno centro a Firenze, questo ancora una volta per dire non siamo nella provincia della provincia, ma neanche per sogno. Ecco qua Palazzo Davanzati, guardate l'ambiente, sembra che sia abbellito, decorato le pareti siano decorate da tendaggi, ovviamente questi invece sono dipinti sulle pareti. E questo, ecco il particolare, guardate, vi faccio notare il punto di fissaggio, vedete c'è proprio degli anelli che tengono su questo bordo con delle frange, e poi quello che vedete anche nel particolare sembra un telo che si adatta al profilo del camino, e vi faccio notare che nel caso del castello di Bosa noi abbiamo una situazione praticamente identica. In basso, sotto l'ultima cena, sotto il banchetto che noi abbiamo considerato, c'è una teoria di santi che è questa, ancora sotto c'è un registro con
dipinti dei tendaggi che sono veramente incredibilmente simili a quelli di Palazzo Davanzati. Guardate, ecco, in questo particolare forse riusciamo a vedere meglio. Vedete le frange, vedete in bianco gli anelli per il fissaggio a questo che sembra un asse orizzontale come quello che abbiamo visto nella raffigurazione di Duccio, e poi se abituate un po' l'occhio, questa mi spiace ma purtroppo non ho trovato null'altro a questa immagine un po' così, ci sono dei vetri davanti per tenere il pubblico lontano. Guardate come sono questi tendaggi, sono a righe, se riesco a ribeccare, sono a righe, ecco, a bande rosse e gialle, sono dei pali rossi in campo d'oro alternati da scudi. E se andiamo a ripescare nella memoria gli acquisti di Timbora, ci ricordiamo di quei bancals di lana, tessuti in lana, che avevano le bande rosse e d'oro dei pali d'Aragona, e in più avevano le insegne d'arborea rappresentate su degli scudi. Fa venire un po' la pelle d'oca. Poi, se vogliamo ancora vedere dei particolari, vi vorrei far notare, ecco, il particolare delle frange forse si legge un po' meglio qui in Palazzo Davanzati, ma mi piaceva farvi notare appunto come un parallelo evidente è fra Bosa, Regno Giudicale d'Arborea, e Palazzo Davanzati in pieno centro a Firenze, e sono coevi. Nel caso della Pala d'Ottana abbiamo uno sfondo invece che verosimilmente con questo baldacchino era ligneo e dipinto a colori scuri, quindi qui non abbiamo, diciamo, dei particolari che riusciamo a leggere in maniera molto netta, come invece in quel caso eclatante. E chiudo con questa immagine più evocativa che altro, perché Mariano IV aveva adottato presso la propria corte delle consuetudini che aveva appreso durante la sua giovinezza alla corte barcellonese, dove appunto abbiamo ricordato varie volte era cresciuto. Fra queste abitudini c'era quella di godere dell'arte di musici e di giullari prima e dopo i suoi pasti. Questo è documentato dalla deposizione di un testimone del celebre che viene, la cui testimonianza è riportata negli Franceschi contro gli Arborea, che dichiara di aver visto dei trombettieri suonare prima e dopo i passi del giudice Mariano. E non solo, ricordiamo anche l'ordinazione di Pietro il Cerimonioso, emanata nel 1344, data, ricordatevi quella una delle due testimonianze iconografiche che abbiamo riportato arborensi in questa chiacchierata. E abbiamo detto ordinazioni che servivano a regolamentare proprio il protocollo di corte, di una corte che è quella dell'Aragona, che prevedeva che 4 giullari suonassero prima e dopo i passi del sovrano. Questo perché era di moda nel XIV secolo avere degli intermezzi, delle pause fra le portate per godere di performance teatrali, anche elaborate, o comunque di musica e di giullari. Quindi spero che insomma da tutto ciò sia evidente che non eravamo periferici. Grazie. Scusate, volevo dire soltanto una cosa che mi sono dimenticato prima. Quando ho fatto vedere gli allestimenti velocemente del Museo Muda di Las Plasas, ho dimenticato di ringraziare Paola Piombo e Mario Piscedda, che soprattutto per quanto riguarda gli allestimenti sull'alimentazione, la ricostruzione delle scene, sono stati anzi le hanno fatte quasi tutte loro. Grazie. Grazie davvero perché questa vostra chiacchierata ci ha riempito di suggestioni, perlomeno io ho bisogno proprio di immaginare la Sardegna. Purtroppo noi siamo sempre un po' negletti, no? Un po' troppo, e quindi invece è molto importante appunto sia il rigore scientifico ma che si aprano questi squarci sul nostro passato. Credo che ci sono domande, Giorgio. Da casa una. Da casa una, ti passo il microfono. Allora,
Anna Ladu chiede: sono pervenuti ricettari di cibi e bevande, almeno dai conventi, o unicamente prescrizioni sui vari digiuni e regole da seguire? Allora, sì, ce ne sono tanti, ma se parliamo in termini generali, per quanto riguarda la Sardegna abbiamo difficoltà da questo punto di vista, però è anche vero appunto che, come ha richiamato anche Gianni, per quanto riguarda i vari ordini monastici ci sono tantissimi collegamenti, cioè la Sardegna è inserita nel contesto medievale assolutamente coevo, e quindi anche qui ci sono i vari ordini che hanno le loro tradizioni. Noi molto spesso, quando abbiamo delle lacune documentali, in loco ovviamente utilizziamo cose relative al contesto più generale di ambito europeo, ovviamente. Vabbè, il discorso appunto, se le varie realtà sarde medievali erano connesse, come ha dimostrato Francesca, con tutti i centri del Mediterraneo, dell'Europa mediterranea di allora, lo erano anche per i ricettari. Magari da noi non ne sono pervenuti, anche se mi pare, non sono sicuro, che ci sia qualcosa nel famoso codice di Santa Maria di Cluso inizi del XIII secolo, però non sono sicuro. Ci sono varie prescrizioni, ci sono lapidari, eccetera. Non mi ricordo se ci siano dei ricettari in quel codice. Però in realtà, anche se non abbiamo ricettari, ci dobbiamo appunto dobbiamo inserire la Sardegna nel contesto. Questa è una cosa che ci deve assolutamente accompagnare in tutti i momenti, i momenti della nostra ricerca, e certe cose possono essere anche comunque in qualche modo ricostruite, anche in maniera un po' indiretta, perché i commerci legati al settore alimentare sono molto interessanti e molto importanti, e probabilmente dovremmo anche, come sempre si fa, poi fare delle riletture di questi documenti anche con un taglio che può essere proprio questo, cioè quello di un'analisi più precisa di tutti i documenti e le fonti che noi abbiamo, anche di archivio e non soltanto, anche iconografiche e anche archeologiche, per capire effettivamente meglio certi argomenti che prima sono stati magari meno trattati. Questo dell'alimentazione è un argomento che adesso in Sardegna stiamo affrontando con molta decisione, insomma. In maniera interdisciplinare secondo me riusciremo poi a tirare fuori qualcosa che magari non è proprio ricettario precisissimo, però ad avere più informazioni io insomma voglio essere ottimista. Grazie. Ancora Giorgio? Poi non so se ci sono domande in sala qui. Buonasera. Professore, lei in apertura si è soffermato tantissimo sul regno e ha parlato sempre di regni e non di giudicanti. Ora, il regno prevede un'autorità che è il Rex. Ora, nei documenti, il codice rurale, il codice di Eleonora, si parla sempre di iudex, giudicessa. Se fosse un regno avremmo rex e reina. Come possiamo noi conciliare? Anche perché mi sembra che la nuova storiografia, giustamente io sono fermo 60 anni fa al professor Boscolo, il problema del regno mi sembra che sia un'avventura storica degli ultimi tempi. Mi illustri lei. Grazie.
Sarebbe lunghissimo, non si può risolvere in questo caso, però lei ha visto i documenti iniziali dei cosiddetti giudicati dove sono chiamati, loro si appellano re, quelli iniziali, parliamo del XII-XIII secolo. La invito a leggere ad esempio i capitoli del tempo dei giudicati. In tutti e quattro chiamiamoli giudicati adesso per non litigare. Scherzo, no, per non scherzo, sì. In tutti e quattro i documenti loro stessi si appellano re e gli interlocutori spesso li chiamano regine. Loro governavano i loro territori come sovrani. Le autorità... De facto no, regno, o lo era anche nella struttura. Loro si chiamavano così. Non erano riconosciuti dalle due autorità superiori, se non in determinati casi. Ma questo, se mi permette, era strumentale alle due autorità superiori che volevano utilizzare questi piccoli stati nelle controversie diplomatiche di tutto il Mediterraneo. Se li avessero riconosciuti, il papato all'inizio li riconosceva, parliamo del XI secolo, poi con la riforma aveva bisogno di poter mantenere le redini e poter minacciare i governanti di questi quattro stati e dire: guardate che vi mando i normanni, guardate che vi do a Tizio, a Caio. Mettiamoci da un altro punto di vista. Mettiamoci dal punto di vista di questi governanti che vengono da un mondo che era l'impero bizantino, si staccano da questi e con le famose epigrafi esposte del fine X, inizio XI secolo, affermano di governare come arconti questi territori. Lo stesso sigillo arborense, che è datato, diciamo, parliamo intorno al 1000, c'è un'ampia discussione su questo, ma qualcuno lo retrodata, qualcuno lo porta avanti, però diciamo intorno al 1000, parla di Xerxes arconte di Arborea, non arconte di una Mereia, una subragione, arconte di Arborea, cioè afferma la propria sovranità su quel territorio. I primi documenti dicono: io sono Iudex, ma per capirlo tu all'esterno sono re. Tutti i documenti in tutti e quattro i giudicati, e con i sigilli che dicono Rex Barisonus, eccetera, sigillo turritano, eccetera. Poi, piombati nel mondo latino, dove dovevano rendere conto a queste autorità, non sono riconosciuti, ma loro difendono dall'inizio ciascuno la propria sovranità. Poi, siccome sono piccoli, devono barcamenarsi in varie alleanze per sopravvivere, e l'Arborea lo dimostrerà fino alla fine, alleandosi a volte con Pisa, a volte con Genova, a volte sottomettendosi ai voleri del Papa, per cui dichiarandosi vassalli della Corona d'Aragona, ma difendendo sempre la propria autonomia di governo, la propria sovranità nel proprio territorio. Cosa disse Chiano, il giudice Chiano, quando seppe dell'infeudazione alla Corona d'Arborea del Regno di Sardegna e Corsica? Disse: con questa spada i miei avi hanno difeso il mio territorio e io lo difenderò virilmente anche in futuro. In pratica il ragionamento, passatemi la banalità, era questo: vabbè, non sono re, però lasciatemi governare qui come un re.
Poi faccio l'omaggio vassallatico alla Corona d'Aragona, volete che gli dia 3.000 fiorini d'oro l'anno? Però lasciatemi governare. Quando si rendono conto l'Arborea di essere soffocata, allora non resta che la guerra. E Mariano farà la guerra, impari, perché la Corona d'Aragona era la più grande potenza. Per cui la mia risposta, per semplificare, è erano sovrani di fatto, governavano come re questi territori, però non glielo davano, non glielo concedevano. Però all'inizio Monte Cassino parla di, per Calari e per il giudicato o regno di Torres, parla di re, Rex Torquitorius. Sì, lì è già ormai sono entrati pienamente in un nuovo mondo e non lo usano più neanche loro, però il termine Iuigissa, chiamiamoli come vogliamo, Iuigissa, Iudex, è governatore sovrano di questo territorio. Io non voglio nessuno sopra di me, emano le mie leggi. Sì. Però se noi usiamo giudice e giudicati, diamo adito a questi fraintendimenti, per cui usiamo Iudex, Iuigissa, usiamo il termine e poi spieghiamolo, però se usiamo giudice e giudicati poi ci dicono che eravamo magistratura o eravamo giudici di pace, giudicati di pace. Mauro, un'ultima domanda che è secca, una domanda circostanziale. Dobbiamo chiudere, ok. Al volo, una domanda è molto secca come domanda. Il socio Virgilio Garau chiede: alla corte degli Arborea si mangiava il riso? Sì o no? Garau fa una domanda di parte e lasciamo perdere. Sollecitato dalla domanda e dalla sua risposta, mi pongo un problema. Nell'ampio dibattito articolato con varie parti tra giudicato e regno, non è che è sparita quella distinzione che era propria del Vesta sulla natura patrimoniale o meno di queste cose. Partendo dal presupposto che i regni europei dell'epoca sono regni di diritto germanico, chiamiamoli così per farci, in cui il sovrano è proprietario titolare di tutto il territorio, di tutto l'ambito che governa, mentre il giudice in Sardegna non lo è. Cioè in Sardegna resta distinta quella distinzione bizantina fra il fisco e il patrimonio personale, e in epoca giudicale abbiamo il regnum, che è proprietà dello Stato, diciamo, e non del giudice, che c'è un suo patrimonio detto fiduciario. Cioè, chiamiamolo come vogliamo, anche se lo chiamiamo regno, non è una struttura identica al regno di diritto germanico. Io credo che l'argomento è davvero interessante. No, però meriterebbe davvero un discorso articolato, perché è davvero molto interessante questo discorso. Se vuoi rispondere? No, io lascerei... lo condivido e magari si riaffronterà poi. In maniera compiuta, perché così rimangono troppe cose in sospeso. Ringrazio tutti per la partecipazione e ringrazio voi per... Grazie.